Sindaco, si è aperta oggi la strada dal ponte verso via Vaccari, è una delle opere forse più grandi del suo mandato. Sì, certo, un'opera importante di questa amministrazione che dà continuità comunque a un sistema ordinato di interventi che vanno verso la riqualificazione dei centri urbani e il miglioramento anche del vivere quotidiano, soprattutto cercando di pensare alle persone che hanno disagi dal punto di vista motorio, e quindi stiamo cercando di portare avanti una politica di abbattimento delle barriere architettoniche. È un progetto importante che oggi, ancorché manchino ancora degli arredi urbani, viene restituito comunque all'uso pubblico, quindi alla cittadinanza, dando l'apertura tra pochi minuti a questa strada per poi attendere l'inaugurazione il giorno 2 giugno. Noi apriamo quello che si può definire il salotto buono di Pieve di Soligo e continuiamo nella tradizione di chiudere i lavori ben prima del termine programmato. In questo caso chiudiamo addirittura 50 giorni prima di quello che era il lavoro che doveva essere la sua fine come da progetto. È stato un cantiere importante, è stato un cantiere che ha avuto una sua continuità. Pensate che la strada è stata chiusa il 19 di ottobre e riusciamo ad aprirla appunto oggi, 14 aprile, prima di Pasqua, come erano le nostre intenzioni. Io ho pensato a questo progetto in 2 anni di tempo, l'ho condiviso con l'amministrazione e in 6 mesi, forse 5, l'abbiamo realizzato, dando dignità alla piazza e creando il vero teatro della città di Pieve di Soligo. Mancano alcune cose ancora, qualche elemento di arredo urbano, verranno realizzate a breve e sicuramente prima del grande evento che ospiterà, che si tenderà in piazza, che è la tappa del Giro d'Italia, che anche quest'anno la città di Pieve avrà la fortuna di ospitare, e i cittadini potranno assistere all'attraversamento dei ciclisti nella rinnovata piazza di Pieve di Soligo.